Tiro a segno dal terrazzo con una carabina, ferito un 35enne, 4 denunciati. Alunni di Marostica in gita a Trieste, dai clandestini in centinaia a sostegno, ma anche polemiche. Aperte le buste arrivate in comune per il bando del Caffè Italia a Bassano, una sola proposta. Nuove immagini dell'orso di 2 anni dell'altopiano che se la prende proprio con la telecamera. Lo rianima in casa, operatrice sociosanitaria incinta di Asiago salva la vita al fratello. Oro di contrabbando, allora fu arrestato a Sandrigo, sequestrato più di 1 milione di euro in contanti. Il rilievo degli studenti dell'ITE Tenaudi sul sentiero e sulla chiesa dei Carmini a Marostica. Gran galà dello sport città di Bassano del Grappa, premiati i migliori sportivi bassanesi. Grisulandia, l'iniziativa rivolta ai piccoli pompieri per far conoscere il mondo dei vigili del fuoco. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Bassano, Pedemontana e Alta Padovana. Questa sera apriamo con la cronaca, tiro a segno dal terrazzo con una carabina, un 35enne viene gravemente ferito. Siamo in Valle San Floriano a Marostica, 4 i cacciatori denunciati, vediamo. Senza dubbio non avevano pensato alle conseguenze quando si sono messi a sparare in giardino da un balcone e uno di loro è rimasto gravemente ferito. 4 uomini denunciati, tra loro il 35enne di Pianezze colpito dal proiettile di una carabina sparato da un amico di 36 anni. Per lui, sottoposto a 2 delicati interventi chirurgici, i medici del San Bortolo di Vicenza non hanno ancora sciolto la prognosi. Tutto è accaduto a Marostica, in Valle San Floriano, nella proprietà di un'abitazione di via Sedea. 4 dei 5 amici presenti, quasi tutti cacciatori, tutti pressoché coetanei, avevano deciso di provare una carabina calibro 22 regolarmente detenuta che uno di loro voleva acquistare. È stato posizionato in giardino un bersaglio e a turno si sono alternati a sparare dal terrazzo. Tutto è precipitato quando il 36enne interessato all'acquisto dell'arma l'ha caricata e, girandosi per assumere la posizione corretta per lo sparo, ha inavvertitamente premuto il grilletto. È partito un colpo che ha preso in pieno il 35enne di Pianezze, una profonda ferita all'addome. Subito in soccorso uno degli amici che l'ha accompagnato al San Bassiano. Da qui, viste le gravi condizioni in cui versava, è stato trasportato all'ospedale di Vicenza, dove si trova tutt'oggi ricoverato. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica e ascoltato i soggetti interessati. Il 36enne che ha ferito l'amico deve rispondere di lesioni personali colpose gravissime. Il proprietario dell'abitazione e della carabina di omessa custodia d'armi, mentre per entrambi e per gli altri 2 amici, compreso il residente di Pianezze ferito, è scattata la denuncia per esplosioni pericolose. Sequestrata la carabina calibro 22, relativi bossoli e la sagoma usata come bersaglio. Al proprietario del fucile sottoposti a ritiro cautelare anche una pistola Glock, un revolver e un fucile a 2 canne sovrapposto. Stessa operazione nei confronti dell'autore del ferimento del 35enne, cui venivano ritirate una scacciacani e una doppietta. Torniamo sulla questione dei bimbi della primaria di Marostica a Trieste. Sulla rotta balcanica sono state raccolte centinaia di firme per sostenere il lavoro delle maestre. Più di 350 firme raccolte in piazza degli Scacchi a Marostica in un paio d'ore per sostenere le maestre della primaria Arpalice Cumanpertile che hanno accompagnato 2 classi quinte a Trieste. Qui bambini e bambine guidati dai volontari di Linea ed Ombra hanno consegnato un pasto e un paio di calzini ai migranti che seguono la rotta balcanica, facendo esplodere una vera bomba politica con quello che doveva essere un progetto di integrazione e inclusione. Tanti gli attestati di solidarietà all'elementare di Marostica, a cominciare proprio dai cittadini che hanno avviato la petizione chiedendo il rispetto del ruolo dell'istituzione scolastica e dei progetti didattico-educativi degli insegnanti. Lo stesso coparroco dell'unità pastorale Pianezze Marostica, Don Giorgio Zanetti, ha espresso totale appoggio alle maestre, riconoscendo il profondo valore educativo, civile e sociale, si legge, dell'attività svolta dalle 2 classi quinte. Dal suo canto la scuola continua a trincerarsi dietro il silenzio. Adesso proprio a delle riunioni,
Intanto si è in attesa dell'arrivo degli ispettori scolastici regionali, così come richiesto dall'europarlamentare leghista Anna Cisint, che ha interpellato Roma sdegnata da questa iniziativa. Presentata l'interrogazione al ministro Valditara perché quello che è successo in quella scuola primaria a Marostica è gravissimo. Sulla scia di Cisint anche l'eurodeputata di Fratelli d'Italia Elena Donazzan e il collega di partito l'onorevole Silvio Giovine. Dal suo canto il PD regionale parla di indebite ingerenze politiche e chiede direttamente al presidente Stefani e all'assessore regionale all'istruzione quali azioni intendano intraprendere per tutelare la libertà di insegnamento e l'autonomia delle istituzioni scolastiche venete. Sulla questione sono intervenuti anche i fornelli resistenti di Bassano del Grappa, gruppo spontaneo di cittadini impegnati nel sostegno ai migranti in transito a Trieste, che promuovono la cooperazione anche coinvolgendo i più giovani. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale Carlo Cunegato. Solidarietà alle splendide maestre di Marostica e all'istituto. Invece la polemica di Cisint, Donazzan, Giovine, non può che procurarci grande pena. A me dispiace che l'eurodeputato della Lega Cisint, l'eurodeputata di Fratelli d'Italia Donazzan, Giovine, non abbiano avuto delle maestre così, perché altrimenti avrebbero imparato l'empatia, l'apertura all'altro, la cultura della differenza. Perché queste maestre sono state criticate? Perché queste persone, come direbbe Shakespeare, ormai hanno un'anima di stagno, il loro spirito si è rinsecchito. Queste maestre hanno fatto alla grande il loro lavoro, hanno portato 2 classi quinte a Trieste, dove hanno anche visitato i luoghi delle rotte balcaniche, un'incursione nella contemporaneità, nelle contraddizioni della contemporaneità. Gli hanno fatto anche fare un esercizio davvero importante dal punto di vista simbolico. Sono stati bendati e camminavano sui sassi per far capire loro come ci sono persone meno fortunate di noi, destini segnati dalla povertà creata spesso dalla diseguaglianza. Grazie maestre per il vostro splendido lavoro, siete il nostro orgoglio, il vostro lavoro è la nostra speranza. A questo proposito, allora noi lo chiediamo a voi telespettatori e alunni: tra i clandestini a Trieste, lezione di umanità o scelta inopportuna? Potete dircelo al numero 340 321 8379 o all'email bassano@medianordest.it. Andiamo ora a Bassano, aperte le buste arrivate in comune per il bando del Caffè Italia, anzi la busta, una sola. Vediamo. Vuoi vedere che stavolta ci siamo davvero? Sono passati 14 anni dall'ultima volta in cui il Caffè Italia ha abbassato le serrande dopo l'uscita dell'ultimo cliente, ma tutto questo potrebbe cambiare. Il condizionale è d'obbligo, visti i continui balletti e i rinvii sullo storico locale e sulla sua bellissima cartolina bassanese. Le novità però stavolta sono sostanziali, perché dopo una lunga attesa sono state aperte le buste arrivate in municipio dopo il bando dell'amministrazione Finco. Anzi, a dire il vero, bisognerebbe dire che è stata aperta la busta, dato che allo scadere dell'8 maggio scorso, termine ultimo per la presentazione delle proposte, solo un candidato è arrivato in fondo. Bocche cucite sul nome. Pare però che sia un'attività del territorio e che il titolare, come da protocollo, abbia effettuato un sopralluogo molto approfondito nei locali che gli verranno messi a disposizione dal comune. Ci è voluto un po' di tempo per arrivare all'apertura della busta, anche perché sono arrivate alcune prescrizioni da parte della sovrintendenza. Questi tempi hanno comunque permesso al comune di condurre in porto un lungo e complesso intervento di restauro e sistemazione, tanto degli ambienti interni quanto del plateatico. Giusto 5 mesi fa l'assessore ai lavori pubblici annunciava l'apertura entro la primavera in questa nostra intervista. I lavori sono ultimati, abbiamo deciso anche di sistemare quella che è la parte esterna, il plateatico esclusivo del Caffè Italia, in maniera tale che per l'estate prossima sia tutto pronto. Appunto, magari sarà un'apertura a cavallo fra primavera ed estate, ma quello che tutti sperano è che davvero sia la volta buona. Anche perché se qualcosa dovesse andare storto bisognerebbe ripartire da zero con la gara e allora hai voglia ad aspettare l'estate. L'orso dell'altopiano è costantemente filmato e fotografato, ma qualche volta si accorge anche lui degli obiettivi. Eccolo l'orso di cui tutti parlano. Arriva a favore di fototrappola quando sono quasi le 9 del mattino. Nel bosco ci sono 2 gradi appena, ma d'altronde in questi giorni in altopiano le temperature sono precipitate.
Il plantigrado si gratta sul tronco di un albero, poi si accorge della telecamera e va a dare un'occhiata piantando il muso nell'obiettivo. Un filmato che fa il paio con quelli che da giorni mostrano il giovane esemplare arrivato dal Trentino mentre esplora l'altopiano dei 7 comuni. Un orso giovane di 2 anni appena che per il momento non si nutre di carne e che viene costantemente monitorato dalla provincia. Sono già state date delle disposizioni dalla Polizia Provinciale, che ricordo è stata la prima a monitorare il passaggio, quindi a dimostrazione che il territorio è sotto controllo da questo punto di vista. Le disposizioni iniziali sono relative al fatto che non si può più pasturare per la caccia al cinghiale e si rinnova a tutta la cittadinanza l'indicazione più importante, che è di non esporre cibo che possa in qualche misura attrarre l'orso e avvisare in caso di avvistamento, perché la cosa sia monitorata. La speranza, supportata anche dagli esperti di fauna selvatica, è che l'orso sia destinato a spostarsi rapidamente in altre aree meno antropizzate. Di suo il passaggio dovrebbe essere un passaggio temporaneo di un giovane maschio che nel giro di qualche giorno speriamo possa allontanarsi dal nostro territorio. Ad Asiago un'operatrice socio-sanitaria incinta ha salvato la vita al fratello. Una storia di coraggio, sangue freddo e professionalità. Marina Baù, operatrice socio-sanitaria incinta, ha salvato la vita al fratello colto da arresto cardiaco. È accaduto venerdì sera ad Asiago. L'uomo di 42 anni è stato trovato privo di sensi nella propria abitazione dal figlio, che ha subito dato l'allarme. Tra i primi ad arrivare sul posto la sorella Marina, attualmente incinta. Ha capito subito che non c'era tempo da perdere e ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare fino all'arrivo dei sanitari del SUEM. Da lì è partita una corsa contro il tempo. I medici del pronto soccorso di Asiago hanno proseguito le manovre salvavita, riuscendo a ripristinare l'attività cardiaca del paziente, poi trasferito all'ospedale di Bassano. Ora è fuori pericolo. Una catena di soccorsi rapida ed efficace, ma soprattutto la lucidità di una sorella che, anche in un momento delicato della sua vita, non ha esitato a intervenire per salvare quella del fratello. Oro di contrabbando. A uno dei 2 orafi arrestati a Sandrigo, la Guardia di Finanza ha sequestrato più di 1 milione di euro in contanti. Si allarga la maxi inchiesta milionaria Golden Cash sulla compravendita di oro di contrabbando. Sono 1,1 milioni di euro in contanti, quelli sequestrati dalla Guardia di Finanza nella cassaforte dell'orafo Sandro Novello, 58enne di Ancignano di Sandrigo, nell'ambito del traffico transnazionale di oro puro 24 carati tra Vicenza e Innsbruck. Novello si trova agli arresti domiciliari, così come il suo presunto spallone Federico Micheletto, 53 anni di Breganze, il quale avrebbe eseguito almeno un viaggio alla settimana per la consegna dell'oro a orafi turchi che gestiscono una gioielleria in Austria. Sotto inchiesta, oltre a Novello, difeso dall'avvocato Marco Dalben, e a Micheletto, assistito dall'avvocato Giovanni Lamonica, ci sono altre 4 persone. 3 turchi e un 19enne parente di Novello, indagato a piede libero e difeso dall'avvocato Riccardo Todesco. Ora il fascicolo è passato dal Tribunale di Verona, che ha firmato le ordinanze di custodia, a Vicenza. Il GIP di Verona Enrico Zuccona ha infatti trasmesso gli atti per competenza al Tribunale Berico. L'inchiesta è nata da un controllo della Polizia Stradale nel 2025 nei confronti di un cittadino austriaco di origini turche, fermato con oltre 660.000 euro in contanti nascosti nell'auto sull'Autobrennero, diretta a Vicenza, in territorio veronese. Da lì gli investigatori, con intercettazioni, video ambientali e pedinamenti, hanno ricostruito il presunto sistema di compravendita clandestina di oro. A Novello sono contestati 20 episodi di cessione d'oro per 60 kg. Micheletto per ogni viaggio avrebbe guadagnato attorno ai 1.000 euro. Sono coinvolti anche 2 banchi metalli, uno nel Vicentino e uno in Emilia, dove Novello avrebbe acquistato le barre d'oro in nero per rivenderlo in Austria. Gli studenti dell'ITE Tenaudi di Bassano al servizio del territorio per imparare la loro futura professione, presentati oggi i risultati del loro lavoro.
Per 3 giorni i nostri ragazzi sono stati impegnati nel comune di Marostica, hanno realizzato un rilievo attraverso tutte quelle che sono le nostre attrezzature più tecnologiche e attuali possibili, quindi con le stazioni totali abbiamo portato il laser scanner e anche con il drone. Rilievi tecnici sul sentiero e sulla chiesa dei Carmini di Marostica realizzati dagli studenti delle classi quarte dell'indirizzo tecnologico ITET Luigi Einaudi di Bassano. Un progetto motivo di grande orgoglio per l'istituto che il mese scorso è stato presentato anche alle Olimpiadi della topografia a Pieve di Soligo, dove i ragazzi si sono classificati ottavi. Il progetto è nato dalla collaborazione tra scuola e l'associazione che si andrà a costituire degli ex studenti Einaudi. Io sono soprattutto un ex studente, diventata assessore che ama la sua scuola ma anche la sua città. Riuscire a mettere insieme queste due cose credo sia un progetto vincente. Ci daranno un rilievo di una zona che della quale noi non avevamo un rilievo, ma soprattutto loro sono riusciti poi a toccare con mano quella che sarà la loro attività. Il 25, 26 e 27 marzo gli studenti hanno messo in pratica sul territorio le competenze apprese in aula. Oggi la presentazione ufficiale dei risultati del lavoro svolto. Abbiamo creato un ponte tra la scuola, il territorio e soprattutto il futuro. Avere avuto la possibilità per i nostri ragazzi di dare loro gli strumenti del mestiere, quindi poter andare in loco, uscire dalle aule e poter veramente sperimentare quello che è la professione, è sicuramente un valore aggiunto. Venerdì 22 riflettori accesi sullo sport bassanese. Ritengo giusto premiare le nostre eccellenze sportive, soprattutto le nostre società sportive, 75 a Bassano. Quest'anno saranno premiate 10 società per quanto riguarda le squadre e altre 10 società per quanto riguarda gli atleti che hanno avuto eccellenza a livello regionale, nazionale e internazionale. È tutto pronto per la terza edizione del Gran Galà dello Sport, città di Bassano del Grappa. Venerdì 22 maggio il CMP Arena, vestito a festa, ospiterà la cerimonia di consegna di meriti e premi agli sportivi bassanesi che si sono distinti per i risultati ottenuti. La serata culminerà con l'assegnazione della prestigiosa Stella Giallorossa. L'atleta che sarà stella giallorossa per questo biennio è Rebecca Sartori, atleta olimpica che ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi, quindi è una grandissima atleta. Ma poi ci sarà anche il premio Fair Play con 2 realtà e poi il premio dirigente sportivo che in questi 40 anni ha portato avanti un progetto di tipo sportivo agonistico ma anche di tipo educativo. Una manifestazione particolarmente sentita da tutta la cittadinanza. Lo scorso anno erano presenti circa 1800 persone e per questa edizione è atteso anche un ospite d'onore. Oltre alla premiazione sarà anche una grande festa per i nostri ragazzi, per i loro genitori, per le nostre associazioni sportive. Una grande festa con musica e anche degli intrattenimenti per dare ancora più festa a questa manifestazione. Poi ci sarà un grande testimonial, un grande sportivo, una eccellenza a livello internazionale, che ovviamente non dico il nome perché dovrà essere una sorpresa. E adesso invece alcune notizie dal territorio. Inaugurato a Colcerese il nuovo tratto di ciclopedonale lungo via Turra, dall'incrocio con via Capitoni fino a via Fratta. Domenica giornata ecologica a Castello di Godego con letture animate e laboratori dalle 15 alle 18:30 in Villa Priuli. All'Oasi Vallona di Villa del Conte pomeriggio dedicato alla tutela delle api e della biodiversità, appuntamento domenica alle 15. 10 studenti dell'Istituto Comprensivo Roncalli di Rosà hanno conquistato il secondo posto ai Giochi Matematici Vicentini. Ieri mattina le biciclette di Bassano FIAB hanno pedalato da Bassano a Marostica per manifestare supporto al popolo palestinese. Una targa per Giovanni Battistella per il contributo dato alla comunità di Breganze, soprattutto come allenatore di calcio all'Oratorio Don Bosco. Grande partecipazione a Cartigliano per Uniti per la Sicurezza nel parco di Villa Morosini, con cittadini, istituzioni, volontariato e forze dell'ordine. Al via da oggi a Fontaniva il mese dello sport con la partecipazione di oltre 25 associazioni sportive, realtà locali e volontari.
2 momenti di formazione per gli over 60 in biblioteca San Giorgio delle Pertiche in collaborazione con il gruppo Alpini di Campo San Piero. I volontari della Protezione Civile di Tombolo hanno svolto un'esercitazione riguardante la sistemazione e il taglio di piante ammalorate di un parchetto pubblico. Dopo 3 primati mondiali, il cittadellese Giovanni Zaramella ha conquistato un nuovo record del mondo nei 1500 metri. Si è svolta ieri a Galliera Veneta, Grisulandia, l'iniziativa rivolta ai piccoli pompieri per far conoscere il mondo dei vigili del fuoco. Apprendisti pompieri per un giorno, imitando il piccolo Daraghetto Grisù che sogna di diventare un vigile del fuoco, tanti bambini di Galliera Veneta insieme alle loro famiglie hanno partecipato alla 3ª edizione di Grisulandia che da anni si propone di far conoscere in maniera divertente il lavoro dei pompieri. L'iniziativa si è svolta nel fine settimana nel parco Baden-Powell di Galliera Veneta. Grisulandia è promossa dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari della sezione di Padova in collaborazione con la Proloco di Galliera Veneta, il Comando dei Vigili del Fuoco di Padova e il distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco della Federazione del Campo Sampierese. L'evento ha coinvolto famiglie e bambini che hanno potuto provare l'emozione di essere vigili del fuoco, anche se solo per un giorno. Al termine di un percorso pensato proprio per i più piccoli, ogni bambino ha ricevuto un attestato simbolico di partecipazione. Questa sera alle 21:15 il consueto appuntamento con Focus. Gli ospiti sono Fabiano Barbisan, Marzio Favero, Gio Formaggio, Vivian Moro, Alessio Morosin, Pietrangelo Pettenò e Antonella Tocchetto. Ed è tutto dal TG di oggi, grazie per averci seguito e buona serata.